Ieri vade la giornata, Vasarino un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Dalia? Dalia, sei tu in chiesa? Sì, cosoi, qui alcumò. O sei Barbe Claudio? Barbe Claudio? Ma perché disi al barbe? Forse te per via calà la barbe. Glielo domanderai. Ma scusa, se tu sempre in chiesa, sia là de dentro, anninfo, che ne abbia le giornate di sorelli, annin a fare chiaminate tal parco. Fasin un giuc. Io dinso se sboins di chiatà il barbe, da che es disen in 10 secondi. Seso pronza, Cirilu. Via! Lu va visocchiatà. Bravs! Andi, zio. Andi. Dalia, e volevi presentarti il me ami? C'è non si clami all'ilto a me. Nutti? Ma c'è non isa al noti. Lei è un non scurtato. Perché lui si chiama Balonutti. Perché? È un me ami. Sì. Guarda, boh. Sì, ma tu sai che come ad esempio io hai un figlio, no? Che si chiama Alessandro e tutti lo chiamano Ale. Non scurtata, va di moda, si usa, ma anche le volte si usa dopo la veste. Guarda, boh. Sì. E lui si chiama Nutti. Taront. Di cognome Taront, sì. Però di soprannome di che dei Helios. Un ballonuta là, anche un sorenò. Sì, perché per non confonderlo magari con qualcun altro, hai capito? Hai capito. Ecco. Si usava anche le volte, sai? Guarda, Ad esempio, io che vengo dal mio paese, che è Gredisce, a Gredisce sono che dal Fari. Fari? Sì. Qui sale il fari? Il Fari è un che aveva le Fari. No, hai capito, c'ero beise la fari, La Fari è, un po' di spiegati in italiano, sarebbe la fucina. Hai capisco, capito. lavorava in ferro, faceva tanti robi. Anche il ballonut con un sorenò. Sì, ma ad esempio, io conosco, ad esempio, tu che si chiama Beppo, no? E lei Beppo Ciuet. Beppo Ciuet, sì, perché lui ha le gambe un po' più corte. Oh, E allora Ciuet, hai sì, capito. sì, però è tanto simpatico. Sì. Di non confondi, ad esempio, con Beppo Sport. Che è un po' più, alle craniose proprio, cioè si lava poche nuie. Allora per non confondere, io si lo Beppo e Beppo, tu dici Beppo Sport, no, Beppo Ciuet, sì. Tu mi fai svegliare il vol di stomi, ma all'era sport. Sì, allora sport, sì. E c'è tu, solenose. Dopo io hai una amica. E come si chiama, Si chiama Mine. Sì. E il sovernò? Il soprannome, appunto, io te l'ho non ascoltato, anche che perché io si chiama Iacomine. Iacomine, Mine. Iacomine, perché i piccoli è d'Indie. Iacome la medindie. È d'Indie? Dunque? È indiane.
No, certo capito, no de Indie, no de Indie, d'Indie, d'Indie, ci può dire in italiano, è una Tacchina. Tacchina, sì, Hai pic, pic, chioc, chioc, capito? Sì, e è un attore, fa teatro con me. Ma c'è muta, brava. non è d'India che fa teatro, non È crodo. attore, sì. E è Torseone, va attore, come no? No, attore è femminile, è come un attore, capisci? Viene attore. Ma c'è strana la lingua furlane, ha sì. tanti speraulis che si sommei, Sì. ma con significati differenti. È vero, sì, è vero, succede. Ad esempio, ti è quando va sul palco, no, che si mette lì davanti al pubblico, e che magari tante volte i scugnin spetta la Ind che arrivi, no? E si stufa, anche se non abbia, si stufa e attacca a vosà. Allora, tacchino! Capisci? I classici giochi di parole, no? Tu, qualche dunque si chiama Jacomo a Chiasetto. Me Agne, sì. Su sei? Sì, Tuo guarda Agne? buon. Toagne. Me Agne Jacomo aveva un dindi Ah, sì? per falurin di Metacluci. Metacluci. Sì, poi Ale. Sicuro. Penso che a mi tira. Ma non sì. tu mi hai ascoltato le sue Si ti ascolti storie? la conti? Sì, cose Perché delle storie se di io tutti. i due quarti, noi, chiaro, cioè al basso e bisogna che non sta mai fermo, dopo stasera via si gira di quattro bande, io dico, si gira. Ma una volta, se tu sapessi che mi ha fatto con che forza che là, Lo sai. mi ha fatto una roba che lei mette tutto in macchina e dite, poi io là fa la spesa, no? E voi che lì pane là. Fuori di Bessolti, Sì, macchina. allora lei lasciato in macchina e dice, stai po', quando che sei tornato, non era più la macchina. È sparita la ma macchina. c'è di... Allora lei Ma dice, guidi, No, gli hai ciuta a ciampe, a drette, per cirire, ma che era la macchina, non la chiatavi. Insomma, i botti il volo, i chiali paradal. Non vedi la persona, con la forza che aveva alzato tutta la macchina. C'è forza che tu hai stu partigni lui, io? Beh, hai fatto allenamenti, hai un beh, muscolo che... immagini. Tiale. Allora, però, Io non hai forza. dopo un po' che... Appese. Sì, una volta l'hai lasciata a casa, qui si è amici, ben, non ti croderas, ma stavi in partirami su tutta la chiesa. Oi, dai, peilu, che ti porti via, se no. Lupei, sei sta fer chi, Sta tu, sta fer chi, non ti, non sta sempre, sta fa come al solito. Ma io stai a ponto Sì, dimmi. di che fatto che la lingua furlane ha diversi speraulis che hanno significati differenti, volevi domandare queste robe, ma... Sì, domandimi. Perché mi ha tu di te? Oh, sono Barbe Claudio! Sì. Ma parvi che tu hai la barbe? Ma, No? ma no, lei perché intanto la barba è femminile e il barbe è maschile. Lei perché in italiano si dice zio. Ah, allora tu sei Barbe Claudio, parvi che tu sei zio Claudio. Esattamente. Hai capito? È Dalia. Dalia. Sì, dimmi. Lui odi tu. Cui? Lei è un crotto. Guarda boh, ma non si vergogna? Perché? Gli si crotte nandi tutti, No. oppure magari al varafreddo. Ma qual freddo? Ma no, Dalia, no, lei è un crotto, un rane? No, un crotto, tu capisci? No, un crotto, un cane senza vestiti, è un rane. Ah, c'è simpatica la lingua furlane, È vero? però. Sì? Sono parda bon tanti speraulis che si scrivono e si pronunciano tal stesso modo, ma che hanno significati differenti. Ma hai ragione, è vero. Ma tu, scusa, che succede? Oh, sei quieta, vonde chiamina, non mi piace chiamina, mi sentissi, dai, ti prego. Ma si sentì fra un momento. Dai, tenduro, su, resisti. Ascolta, io volevo contarti una roba. Sì, Sai che io sono famoso dal mio paese perché non sono buon di fare i giochi di magia. Allora? Perché sei tu famoso? Perché non mi vieni su, capisci? Cioè, sei bravo proprio, così. Dai, fasimi vio di magari come ti vengo. Dai, sta Dai, attento, sta attento. E tocca. Chi è?
Balute. Sì, ecco perché. Dos baluti Allora, rossi. Sì, rossi. Allora io chiappi una, no? E la metto così dalla sacchetta, chi, no? E dopo chiappi che altre la metti chi dal me puin. Ti faccio io di tu, hai lì, io di tu. Ti faccio io di. E dopo i strange fuarte e voi lì che altre. Che hai messo tutta la sacchetta, mi dato la tua mano. Biele vierte, strange fuarte. No viergi, strange. Sì. Ecco, come io i soffli. Aspetta, tu. E come. Tic, tic, tic. Forse la valuta che era qui è sparita. Ma E c'è come viers tu? Ecco, viers. Ecco, io che no, io tu. Tre baluti. E è venuta. No è venuta, perché in delle dose di baluti si come un tre. Queste le maglie, anche tre, come? Sei brava, Barbe. Sa tu, Barbe, che anche io sono famosa per noi essere buone di fare gli smaghis. Aspetta, le hai proprio le borsette. Chiale. Vedi? Chiale. Sì. Oviarci. Sì. Chiappe le balute. Rosse. Valute. Tenle tu, metti le tue sacchette. Sì. Come le vuoi? Sì. Io adesso frusto. Sì. Oh. Soffle. Anche un po' di plui. E come le balute gli è tornate. In effies non l'hai più io. Ma tu le hai? No. Ma sei brava che tu sei. Poi è sparita. Ma ti vegli in immagis, ti vegli. Sì. Ho accettato che mi sono divertita, Barbe. Però come sei strache? Sì, sei già strache. E come comincia il mio cartone animato preferito. Ah, c'è bien? Sì, vento avvio di lo come. Beh, magari. Dai. Ti dispiace se parti anche noi? Sì, basta che non mi fai di svolare via le chiase. No, io lo disco. Tu lo cuietti. Sai chi volevi dirti? Come? Che io sono stato tanto torno al mondo. Guarda, boh, Ah, tu sì. là. Per gli Americas, per gli Australis, l'Europa, e credimi, e per fortuna che sapevi il furlan, perché ogni volta che mi chiamavi in parlare, mi domandavi in propite dalle robis in furlan. Quindi è stata una mia fortuna sapere chi sta bene le lingue, capisci? E io ne maglie la lingua furlane, guarda, boh. Anin, nuti, chi linga io i cartoni. E come? Volete imparare qualche parole in diversi slenghis? Par inglese, words, par furlan, peraulis, par italian, parole, par francese, mo, par spagnol, palabras. Non esiste nessuna magia come che desperaulis. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman@tvstar.com. Mamma! La raça catina si sveglia mattina, si russa gli plumis, da cansata lunis, si crotla pui biele, ma duarta la casele. Mamma! Vedi, non tu puoi neanche immaginare qui che è passata a chiattami. Barbe Claudio! No, non è Barbe Claudio, par vie calà la barbe. Par furlan, barbe all'uldi anche zio.
Alle passato dunque zio Claudio. Non tu puoi dire che lui non tu lo conosci. Alle Claudio Moretti. Tutti lo conosci. C'è bravo, calè. E c'è simpatico. Ha fatto miliardi di robis. È un famoso regista, attore, drammaturgo, presentatore, lettore, animatore. Fa radio e anche televisione con tante allegrie. Con la compagnia teatrale che l'ha fondata lui, Teatro Incerto, è stata in diverse località regionali, nazionali, europeane e non dome. Voi ho fatto una bella camminata al parco insieme e mi ha spiegato il significato di diversi parole in lingue furlane che si scrivono e si pronunciano in tal stesso modo, ma che hanno significati differenti. Mi ha presentato il suo ballonut di non nutti. C'è tanto che mi sono divertita. Come sono quieta dopo le camminate. O vuoi a dormire? Mamma Frus. E come Frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius con plui lenghis. Bisogna cambiare gli atteggiamenti negativi nei confronti del bilinguismo e bisogna cambiare e sconfiggere questi pregiudizi che sono ancora molto radicati in tutti i settori della società. Secondo noi si può cambiare qualcosa attraverso l'informazione, perché spesso le persone non hanno abbastanza informazione su come funziona il bilinguismo ed è per questo che abbiamo fondato un servizio di informazione che si chiama Bilingualism Matters, che appunto cerca di diffondere una corretta informazione in tutti i settori della società, perché se le persone, le famiglie, gli insegnanti, gli operatori sanitari, i politici, gli amministratori hanno una corretta informazione, possono prendere decisioni basate sui fatti, decisioni ragionate, invece che decisioni basate sui pregiudizi. Quindi operiamo in Scozia, ma non solo, adesso operiamo anche nel resto della Gran Bretagna e abbiamo filiali europee in vari paesi. Aiutami! Ho l'esame di chimiche e non mi va l'esperimento. Podino provarlo insieme? Oh, sicuro! Ven dentro. Fazien un gioco. Io penso se sboi di chiatà la pignate da che es disegno in 10 secondi. Se so pronta, Cirile. Via! Le avevi occhiatate? Bravs! Rosalba, sta tranquilla. Tu vedrai che domani l'esame ti viene e Cumolo proviene insieme. Però, scomincia col dimmi ciò che ti convente. Oh beh, intanto per scominciare, una pignate. Una pignate, arrivi? Una pignate. Belle cappe, una pignate. Un capputo rosso. Un capputo rosso, chiale, c'è caso, ma lo avevi giusto comprato, lo hai. Un capputo rosso. Bello capo. E dopo? E 5 tacce di aghe per far bollire il capputo. Li prepari. Allora, ti passi la roba. Una tazza di aghe pronte. 2 tacce di aghe. 3, 4 e 5. Belli scampi. E come ci vino di fa? O di fa bollire il capputo con le aghe. Mi raccomandi, se vesti di fa bollire il capputo
culaghe dentro del pignato, vedi di domandare di essi aiutati di un gran. Non stai a farlo di besoi, mi raccomando. E come c'è vino di fa, Rosalba? Come o vendi faboli il capù. Si lo tae, si lo mette pignate, si giunte le aghe e si lo lascia boli finché si ottiene un liquido scuro caltenta al color viole. Lo vendi già pronto. Ale che il ca. Sì, ale che è lì. Benissimo. E Lo dopo? vendi già pronto. E dopo, occhiolin, o fai il nostro esperimento. Ale, o hai dai verus, così o podin via di tutto. Contenitori di veri. 1, 2, 3, 4 e 5. E beh, come o vendi, metti questo liquid magic in tutti i nostri contenitori. Ale è diventato viola. Alle viole, sì. Alle viole, ma tu vio da ras dopo. Ma stato facendo una magia, Rosalba? Contimi. Lo sai, Più vio linda. dince cal salte fur. Perché, come avresti bisogno anche di qualche altra roba. Dimmi. Per esempio, di un limone. Un limone. Arrivi. Un limone. Per comodità lo vendi già struccato. È già pronto. Come secondo che dici i libri, avresti di cambiare questa soluzione, avresti di cambiare colore. Continui insieme ai Troppi gotti. sgottis. Ah, non sai, l'esperimento non lo sai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambia, proviamo anche mo. 8, 9, 10. Viodin. E è diventata color di rose? Sì, si è sclaride. Ah, sì. Ma chi ha le è cebiele? vero, più clare, come. E Che dopo? E come mi coventeres, un po' di azeto. Benissimo, vuoi a chiudere. Fai al ben l'azet blanc. Sì, Benissimo. perfetto, Azeite blanc, perfetto. L'azeite blanc è perfetto perché non contribuisce, non la colore, non contribuisce a cambiare tutto il resto. Caluvin col conte gottis, conti insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambia. Anche questa è più chiara. È un viola chiaro. Insomma, vin. Isabere? Ma non si non lo beve. beveres. No, neanche io. Caro insisti. Sì. È un colore anche differente, È differente. rispetto a quel di prima. Beh. E sono delle tonalità diverse. Che il campo è un colore di rose, viole clar e viole scur, che è il da caput. E come c'è ti coventi? Come mi covento un po' di bicarbonato? Lo hai. Arrivi? Beh, Luca, anche un cucchiarino? Magari sì, magari sì. Un cucchiarino. Provin a viodi, c'è che succede, metti un po' di bicarbonato. Una magia! Ma è il possibile? Ma è vero! È diventato verde! Ma c'è mai? Ma c'è mai che mi fa Rosalba, voi? E dopo sei curiosa? Beh, come provin con le ammoniache. Benissimo, mi raccomandi, parlo pra l'ammoniache e dopo anche la varechina, giusto? Sì. Dovresti domandare a un grande e si aiutas. Va bene? Mi raccomandi. Come vuoi acchioli l'ammoniache? Aspetta. Ammoniache in gottis, anche che ca. Mi raccomandi, domandate a un grande chiole e di doprale. Non è per fruspicciui.
Conti. Conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proviamo anche 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Che succede? Al? Mi pare che al sommer che il di prima. 21, 22, 23. Sì, perché le due sostanze sono simili. Ammoniache e bicarbonato sono des basis in chimiche. Hai capito? Allora diventano tutti due versi, sedi col bicarbonato, sedi con l'ammoniache. Che l'hai? C'è magia. E dopo? E come? Proviamo con le varechine? Mi raccomandi, anche la varecchina dovessi domandare a un grande di doprare con lui. Arrivi. Varecchine, ingotti, sveleca. Ah, vedi come c'è che succede. Non hai mai fatto questo esperimento? Neanche io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, c'è un colore particolare che le è diventato. Mi si di un tic? Sì. Ah, l'è passato dal verde? C'è magia! Ma l'è diventato giallo? C'è insomma il colore dall'au. Ma sì, ma è vero, le varechine. Le sblaghe, sclaris. Sì, è vero. È vero. Wow. Oh, sì. Sì. E sono i colori che erano sui libri. Dai. Sì. Ma dai, ma sta tranquilla allora, ti ha pure Ma vigno aspetta, l'esperimento. di fa anche una roba. Anche mo'? Sì, ho di Dai. provare a mettere le ammoniache dalla sete. L'ammoniaca Lì dalla covevi metto la sete, Ah. sì, lì covevi metto la sete. Vedete che succede? Spiega lo sposti. Buca la volta. Ma mi pare che sta tornando scura. Allora, tu hai smettuto. Dal colore di l'ammoniaca, dal liquido là che tu avevi smettuto, la sete, e sta tornando al stesso colore di prima. Sì, Oh, perché c'è si magia. equilibri. Oh, wow. Sì. Dai, faccio un'altra roba. Vonde così. Wow, c'è miele. E dopo? Ok, mi torni i cons. Alle duce calere sul libri. Oh. Sta tranquilla allora, l'esame tu lo passi domani, perché ieri tu preoccupata? Perché non mi venivi mica che A colori. casa no? No. A casa me sì? Tu sarai smaghi che tu. Wow, sei meglio che io. Beh, buona fortuna per domani, sa tu? Grazie. Mamma. Il libro dal Divue è Dia tut alla fam di Deborah Krapitz e Doriana Alessio. Edizions KV Didattiche. Dia tut alla fam. E je une buinore di fin march. Dia tut si divertisse a camminare come un equilibrista sul pareman dal Puyul. Tal biel miec de so camminade si ferme, con la talpute devan paraiar. Un scricciut si è poiat sul ramaccio anche mocrot dal pierciolar. Ut al pete un salt, iu dal Puyul e su pallen. Ma il scricc è stato più svel di lui e sul ramaccio è restato nome il suo odor. Che il bon nulì ha ut i dismo falc dentri, alc ischiribice in te panzute. C'è gust mangia alc, cumò. Al pense e al cora controllasse Irme e alla satalc in tal platut di fur dal barcon de cusine. Ma in tal platut non è noie. Ut al poe dentri la talpute par controlla ben e al da anche un patafut al plat che si ribalte. Noie, ma le proprio noie. La pansute è brontule. Io dinse i miei amici han al di bon per me, si disghia tut, e ancora vi dice che mangin i cuni nuz. D'ogni de culinarie ha un buon profumo di fen e il nulì dolciut di qualche scusa di miluccio. Ut al chiale i cuni nuz che mastin contents, riccianti il nas,
e lo saludin girant li sorelis. Al sarà anche buon, ma a me non mi fa proprio gol il fen, al penseut, e al saltucce fin d'ogni dagli alinari. C'è mangiaiso di bon che cutis? Al domande, ma non fa sintimpa nasà un tic di blave colade giuste di furde filiade che gli si pare devant il ghial, rabbioso. Non covente neanche calvierge il bec, ut al stiampe di buride, in ciopedanzi e sdruman duce che le poiat partiere, un seglot plen di blave, un par di stivai per la talord e anche la rischiele cui di len. Il pavon tal sosierai e li socchi sapasson si mettin a ridi. Anche la blave non mi faseve gole, urdis tut su turni, appena che le stiampata von de lontan dal dial. O voi aviodi c'è calmaglie di bon il porcit. Tal chiot ut non ha nessuna intenzione di entrà. Il porcit ha le masse grand per i suoi gusti. Ma tanti svolti sfur de puarte al sa che si chiate al di bon, qualche croste di formaggi, un tocco di pan. Novo è però, il pedrata le dut net. Qualchi dun alla pene fatis lis grandis pulizis. La pansuteta che arrabbiassi cumò. Al tocchio che mi fasi coraggio si disghia tut e trimanzuli stalputis cidinis si svicina al brac, calduarli d'ogni pacific. Desso scudiele alven un buon odor di pastessute. O ti mangi nome un ticcuti promet, al penseut. Intant caltaca mangia svelti in di voli il paron di quel ben di Dio è già pronto per schiampà. Il chiam brac già passut riduciant, almeno biel plank la code. E come? Voleso imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, aghe, par talian, acqua, par inglese, water, par todesc, vasa, par sloven, voda. L'aiar di march, al nete i bearch. Ven a stai, l'aiar di march, al sofle tan vivaros, c'al nete ducchi curti. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico indulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzon, une barzalette, c'è che tu vuoi in lenghe furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 14 oppure a maman@tvstar.com. Vigli, sa sto c'è che mi è succeduto, vuoi? E gli è passate Rosalba della Pietra a toccate parte de me chiasute a domandarmi se potevi aiutare a preparare il suo esame di chimiche, facendo un esperimento. Ben a stai, prima ho fatto boli aghe con un capus rosso e dopo e faceva cambiare il colore delle aghe
Tu prendi diverse sostanze che tu puoi schiattare anche in casa, come per esempio col limone, con l'azeto, col bicarbonato, con la varechina e con l'ammoniaca. Assomigliano magis di che sveris. Rosalba, e ha avuto modo di preparare questo esperimento alle giornate mondiali del gioco dal 2014 sul placial del Chistiel di Udine. E domani esco in presentarlo al suo professore di chimica. Spero tanto che arrivi a passarlo. Domani le clamin e i domandini c'è molto là. E come vuoi a fare di cene, vedi? Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccol consei par cresius cum plui lenghis. Non ci sono problemi irreversibili, il bilinguismo può provocare svantaggi temporanei, per esempio la grandezza del vocabolario è minore in ciascuna delle due lingue, oppure un bambino bilingue può cominciare a parlare un pochino più tardi del monolingue, ma in genere questi sono svantaggi temporanei che scompaiono col tempo. O soi la puestine? No, dome puestine, anche toro totele. Arrivi drette! Cor, all'importante. Arrivi, hai capito? Ma c'è di così importante per me? E tu hai detto che tu sei snettoro totele. E qui sono nettoro totele. Un ettoro totele è una che ha di studiare tanto, ma solo robi bielis. Da sta li contis. E che lì? Quise? Questa è una Sisile. E ha premure, per settà che la primavera ed è l'ator annunciala. Hai capito? Prima però, ciala sa che ti ha portato. Ti la lei io, sì. Passa l'è scritta, da lenga da contis. Sei curiose. Tutti il condomini alle da guardi. Queste è una lettera di proteste. C'è che ise queste storie che vuoi altri a conosces Aladino e scufute rosse. Ma non vesi idee, non c'è parombre di cui calelci al sud. 12 abitanti dal condominio Razzis hanno scritto per farvi sapere cui che sono e hanno scelto una portavoce, la Torotella Sibilla. O sin stuf di essi dismantearsi in un cias, alle comodi fanno sciappare. O vin una tiere plena di flabis, ma indula son là di stafinilis. Se nessuno li contis, asmamiran come un sofflat da spo, che veso sofflar sulla ballonute dei plante de tale. Ma se Uareso esprime un desideri, alle un truc. Pensai a qualchedun che vi conta una storia furlane e sofflai sulla ballonute. Così anciano altri stare incontenti, par sempre, e la magia non varrà fin. Fasin un gioco. Viodin so se sboins di chiattà la Sisile. Ta che disegno? In 10 secondi. Se sopranza Cirile. Via! Le avevi occhiatate? Bravs! Cumotti poi viodi se che su sé, quanche non si contin le stories. Prima a ieri in così, dopo diventi in così, Senza colore. e plank plank non è più in uie. E allora ti tocchi a contarmi, Alc.
Venga, c'è via le chiese. chi scale il condominio Razzis, dove stanno 12 personaggi da Contis Furlanis. E contimi alti, prei, o sei curiose? E prima tu hai di fare toc toc su una porta? Ah, allora, o fa toc toc, te numar vot. Poi io tira fuori? Sicuro? Qui sa il che il chi? Che lì le lor colate, Oh, alle grandi e gres, al pues diventa pisul, con un pit alle poiate, sul cuvier dal campanili e con che altri le poiate, sul cuvier di una case. E Giplas fa la pipì. Fas la sisin sul ciaf de personis. no, aiuto. E suia ancia culipieris, par fa colali ciasis, lor colat, ale proprio un taramot. Poi io si algiunatri? Sicuro. Allora io fa scuma toc toc, te numar nuf. Toc toc. Aspetta che viodi. Ma c'è via il disegno. E che ca? Qui se che ca? Cavin le aganis, che son femmini che stan donge le aghe, si viodin dignota la vai fassolet e doprin la tele di rain par suia la blancerie e puedin vei pis diras. Sì, par daur, o ancia dirasse, e puartin la panate ai smaris, e dopo son ancia li crivapetis, e son feminis che han i pis li dros ancelor. Oh, ma c'è non si fasia. E cialati poi viodi, vios tu. Oh, Son proprio voltas. E pensa che lor si divertissin a sta da urdaiarvul e a fa cucù. fasin così? Cucù! Così Proprio fasin. così. Cucù, Frus. E come o fa toc toc, te numar dis, viodin qui cocchiati. Toc toc. Ah, c'è simpatic. Oh, qui sa che il chi? Che il cale un sbil, alle un spirit pisul e mataran e combine tanti di spies. A lei invisibile, vios tu, che non si viod dut. Sol i frus, cui che ha un buon cur, o cui che parta intorno una colaina di rosutis da viarte, i peste lax, riva viodi sbilf. Allor gi plase una vore le musiche e balla, e nis quindi si talira dris. E sasto anche a sé, gi plas tantissim zuia Di puce. C'è vuole al di puce? toccia e nasquindisi, ma se lor son invisibili. E se gi cole però una piereta miniestra, Che succede? si rabin. Però se un frutto tira un balot e lor non stan mangiando, lo ciapin al vol. E tu, Daria, a qual personaggio tu avresti sottoscrivi? A me mi piacerebbe tanto scrivi a un sbilf. Sentiti, così dopo io gi parterai la tua lettera grazie alla Sisile. Benissimo, allora scommenci. Chiar sbilf. La torottotele Sibilla Pinocchio mi ha tanto fevelat di te. O hai saputo che tu sei un personaggio simpatico che al viv volentieri dai boschi. Une tue caratteristiche e che di essi dispettoso. Mi piacerebbe dunque domandati di poter fare tanti, ma tanti di spies a che non mi tratti bene. Quel che però mi ha colpita anche mo di più alle saputo che ti plasin une vorrei giocs, la danza, e anche la musica.
Pensa che combinazione. Anche io sono ballerine e musiciste. Ti domandi, perché non veni tu a chiattami in tune puntate di mamma per gioia, cantare e ballare insieme? Sarebbe un mio grande desiderio. Ti saluti con affetto e spero di ricevere una tua risposte. Daria. E voi altri frus? A cui volete sottoscrivi? Us lassi la mia direzione. Via San Roque di Lusinis, di Zanufa 34070. Mosse Gurisse. O dopo, io gilulassi. Adduci l'orla queste peste. Allora io sto qua in spiete di una sua risposte. Benissimo. Mamma frus. Mamma. E come volete imparare qualche parole in diversi slenghis? Par furlan, tale, par talian, tarassaco, par inglese, dandelion. Saveso frus, par esprimi un desideri, us consiglio un truc. Pensai talc che ovesta al cur e che us plasares che si realizzasse e sofflait su che il ballonut calpar di plume de plante de tale. Se ovares pazienze, quanche manco il sal spietais, il desideri si realizzerà. Il libro dal div è Free e Ulli di Patrizia Geremia, Futura Edizioni, progetto finanziato da Arlef, Agenzie Regional Pelenghe Furlane. La Ator. Free Alvator Zeon. C'è bullo cosoi al di sulli, calè sul skateboard e al svole vie. Free al va col trattor. Dota manete! Ulli investite al va tor col motoring. Uli alle sull'elicottero. Free investite alle montate sul vagon dal treno. Hello! Ulli al fa sul scherzo a Free. Isbuse la mongolfiere. Se voleste tornarlo a lei, domandatelo in biblioteche o cirilutes libraris. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lenghe furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot un 4 oppure a maman@tvstar.com. La media tute si chiama rosute e je biele come una stenute. Ai voi turchins e un biel sud e gioie sempre con ogni frutta. Saltata a ciappe andrete e morta ogni ciopete e ogni 2 o 3 dis e chiappi nel sorriso. Mamma! Vigli, sa sto c'è che mi è succeduto, vuoi? E è passata la postina e Sibilla Pinocchio. Ma non è una postina come tutti. E fa che lavoro dome 1 ora in dì. Per via che per res de giornate fa la toro totele.
Venga stai la chiante stories, che è una fantate che i pla studiare, scrivi e conta tanti stories di qualsiasi di genere. Voi mi ha fatto conoscere le caratteristiche di 4 personaggi mitologici di tradizione furlane, o ben Crivapeta, l'Isaganis, l'Orcolat e i Sbilvs, e mi ha dato la possibilità di scrivere una lettera a un di questi personaggi che io i farà avere. Ti conti un segreto. Ho scritto a un Sbilv. Ho saputo che lei è un evore appassionato di musiche e di danze e gli hai domandato di venire qua una volta a chiamare mia mamma per ballare, suonare e cantare insieme. C'è biel calzares. Frus, se vuole scrivere a un di questi personaggi mitologici, mandai ta Sibilla Pinocchio, Vie San Roch di Luzinis, di Zenuf a 3 4 0 7 0 mosse Gurizze e fasarà ve la vostra pueste al diretto interessato. Io dareste magie, lui anche us risponderà. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccol consei par cresius cumplui lenghi. Allora, i vantaggi che ha portato il Furlan da me fa me sono che deve una comunicazione efficace e torna di intime e immediate, perché una lingua non ha dome per aule svuote, a parte con sé tutta una struttura, tutto un modo di pensare, una filosofia, dunque comunicare in una lingua invece che un'altra a comporta un condividi sentimenti, una visione dal mondo differente. I vantaggi però alla pratica sono anche altri, io ho visto in me un'elasticità, in generale a scuole, però in particolare con le lingue. Per esempio, noi a me viaggiare, ultimamente si è mosso un po' in qualche paese europeo, e mi è proprio un'esigenza appena che arriviamo, o sappiamo che si saluta, o sappiamo che si dice grazie, prego, e a lui impara subito. Io credo che questo avviene non dove da lì si sta disponendo subito a una condizione bilinguale, ma avviene anche dal fatto che qualche volta fa parte di una condizione di lingue minorizzate a ti porta a avere una concessione del mondo più relative. Questa è una roba che riguarda i genitori fondamentalmente, ma passa ai figli. Questa relatività è una relatività che ti fa pensare che tutte le lingue hanno una dignità compagna, che tutti sono differenti e che la nostra umanità è fatta di tanti piccoli tesauri linguistici, culturali differenti. E dunque anche una maniera per insegnare che tal localismo, tal piccolo, sono platati grandi tesauri. Daria, o sono Erika, una giornalista, o sono qua per farti un'intervista. Per farmi un'intervista? C'ero beisa un'intervista. Ma io domanderai. Arrivi! Fasin un gioco. Viodin so se sboins di chiatai il microfono. Ta che disegno? In 10 secondi. Se so pronta, Cirilu. Via! Lo avevi socchiattato. Bravs! Mandi! Io, no? Daria, tu qui sesto, tu hai detto che tu sei venuta a farmi un'intervista. Ma scusa,
C'ero beise une interviste. Io sono Erika Adami. Sono una giornalista dal settimanale La Vite Cattoliche. Io sono la responsabile del giornale per Fros al che c'è. Non puoi scrodi! Ehi, è carica, Adami! La responsabile del mio giornale preferito al che c'è, che è venuta a farmi des domandis. Ma c'è emozione, ma perciò proprio da me? Chiale, ho saputo che questa è la prima trasmissione per Fros in lingue furlane e allora ho pensato di fare un articolo super speciale. Oh, pensa che è di un piacere, dico anche io vorrei stare in gusto di conoscere Erika Adami e di poter farti qualche domanda. Dunque, un'intervista per sapere al di più su di te, che tu sei sbravonone, e per scoprirci al di più del mio giornale preferito, al che c'è. Ma c'è ti conventi alla tipper? Bello. Oh, c'era in al chest. Che il chi Daria, che il chi Fros, è un registrador col microfono al covente per registrare la voce delle persone che si intervistano. E dunque, te, in che caso? Oh, sei tan curiosa, allora dai, scominci. Tachin. Non. Erika. Daria. Età. 42 anni. 32 anni in comune, frutto e anime. Passions. Scrivi, viaggia, lei, chiantà, conta storie scugno piccolo e liceo. Chiantà, suonà e gioia coi fruttins. C'è mistir fastu. La giornalista per settimanale La Vite Cattoliche che pure sfur la rivista per Fros al che c'è. Mestre de scuole de infanzie e conduttore di Mamma. C'è ti coventi al di più per il tuo mistir? Beh, mi convente un registratore, come quel ca, per registrare la voce delle persone che ho intervisti, una penna o un lapis e un bloc notes come questo per chiappare a pons. E dopo mi convente un ordinatore, venga stai un computer per scrivere gli articoli che di fa. Per fare questo mistir però conventi anche tante curiosità, creatività, passione e voi di cognosci. Sedi per fare la mestre, sedi per condurre Mamma, io ho tante fantasie e creatività per inventare sempre argomenti news, ma anche tante allegrie. Daria, mi conti sto in stroke c'è che le Mamma? Mamma è la prima trasmissione per Fros tutta in lingue furlane, dividuta in diversi rubrichis e curate de Arlef, che è l'agenzia regionale per lingue furlane. Ma contimi anche tu in strucce che è al che c'è. Volentieri. Al che c'è è la prima rivista per Fros scritta in lingue furlane e anche al che c'è è dividuta in tante rubrichis. E come su che bloc note sono scritte tutte le domande che di fatti, quindi non puoi sbagliare. No. Quanti è il nasut, Mamma? Mamma è nasciuta ai 23 di dicembre del 2016, dunque alla pochi mesi. Alle giovani? Sì. E invece te al che c'è quanti è nasciuto, precisamente? Il primo numero di al che c'è è venuto fuori dal mese di novembre del 1999, dunque pensa che questa rivista ha quasi 19 anni, se non fa le cons. C'è si può del viodi di trasmissione, Mamma? Dunque, la puntata scomincia sempre conoscendo ospiti sempre differenti, dentro o fuori da me chiasuta, che sedin musicisti, cantanti, attori, scrittori, max, cogos, giornalisti come te e tanti altri dal nostro Friuli. Mai perdi il mio cartone animato preferito? Guai! No, è la rubrica 99 per aulis per imparare per aulis in diversi slengis. Dopo o vengo un mudidi o un proverbi. Si può ascoltare storie al canton a ogni frutto, il soli brut. Una volta al mese tu puoi imparare anche a cucinare piccole ricette su nevore semplici. C'è bello! Sì, e tutto questo in compagnia anche dal mio ghiatut Vigli. Dal canton di questa elettronica invece si può mandare video al numero 333 72 02 14 oppure a maman@tvstar.com. Da queste rubriche tutti i frusca vuelin puoi recitare filastrocchi, conti, barzaletti, tutto ciò che vuelin. Per finire, alle cresci cumplu i lenghis,
che si può ascoltare piccoli intervisti per promuovere il plurilinguismo. Venga stai l'uso di plurilinguis qui nei nostri fruttins. E contimi invece tu ciò che si può lei di biel su al che c'è. Ma allora ti dicevi che al che c'è è dividuto in tante rubriche, quindi sono una serie di articoli lì che si conta c'è che succede magari in quel momento all'anno che ven fuori al che c'è, oppure ce lo ricordiamo a volte anche dai fatti che sono succeduti al passato ma che le biel non dismenteassi. E dopo su al che c'è si può lei anche tante scontes. Dei ultimi numeri che ho fatto, ho contato le storie dall'ort con protagonisti paveutis, farcs, mostiutis e tante altre bestiutis che stanno proprio dall'orta. E dopo su al che c'è si può lei anche i fumes, le storie di Sclisignuf, che è un orsot blu con combine di ogni sorte, ma anche le storie dei dinosauri, che è una banda di legris e divertens dinosauri dal Jurassic che sono per da bognogno se fanno ridi sicuramente dotti, grandi e piccoli. E dopo su al che c'è si può anche chiatare tanti idee per fare dei lavoros in chiase, di bessoi, con le mamma e il papà, con i frades, con gli amioso, con i nonos. E si può chiatare anche, per esempio, time jokes. La ultima pagina che dal vocabolario per immagini è che doprai proprio per il gioco di mamma. Lo sai. Ma come si scelgono gli argomenti per fare mamma? Si cirin argomenti che sono collegati o al periodo dell'anno o che fanno divertire i fruttins, sempre con personaggi nuovi. E in al che c'è, come si scelgono gli argomenti? Ma anche noi ci rendi scelgi argomenti che possono piacere ai frost, fa divertire i frost o altre spiccioli, e ci rendi fa dal nostro migliore. Un'altra domanda, però, disimi la verità, come Daria, e non sta contando i bausismi, mi raccomandi. Quale è la rubrica di al che c'è che ti piace di più? A essere oneste, sono due le rubriche che mi piacciono di più in al che c'è. Una è che dai jokes e che altra è la ultima pagina in cui si chiatano diverse immagini e che le rubriche quando ero piccola mi hanno aiutato un gruppo a imparare diversi speraulis in lingue furlane e anche c'è molto che si scrivono. Però come tu hai di sincera anche tu e non di bausis, quale è la rubrica di mamma che ti piace di più? Allora, a me mi piace tantissimo lei e conta storie con mio piccolo. E allora la rubrica di mamma che mi piace di più è a ogni frutta il suo librotto, perché si tiatano veramente dei bei consigli per letture. E come Daria, dimmi quale è la roba più divertente che ti è capitata facendo mamma? Dicono che in mamma ogni puntata ha le altre divertenti, però ti conti al che è succeduto al di fuori di mamma, di quando è cominciata questa trasmissione, due sono le robe che mi hanno fatto tanto divertire. Una è stata la volta che ho chiattato una frutta per strada e mi ha domandato ma c'è molto fasto a venire dentro della mia televisione? E un'altra volta invece è che succede quasi ogni lunes, un frutto che mi viene incontri a scuole di infanzia di tombe, mi bracciole e si metteva lì perché mi dice che ogni vina quando scomincia a le trasmissioni, la sua televisione non arriva più a chiappare le friuli e non arriva a vedere le puntate fino in sonno. C'è peccato. Sì. E a te c'è successo di particolare che ti ha fatto ridere? Allora, mi pensi di una volta che sono stata a presentare che c'è una scuola, che mi è venuto incontri un fruttin con un quaderno grande a nei, con tante cartellini dentro plastificate, e dentro di ogni cartellina c'era un numero di al che c'è, che sfrutta al veve la collezione completa di al che c'è, un vero come fan. me, anche io, occhiale! Saluta in modo originale la giornalista Erika Adami. Mamma Erika, grazie per avermi fatto compagnia per dire nuove fine della mia vita col giornale tal che c'è. E mi raccomando, tornate a Borifur che è giornale perché sono tanto seneose di scoprire anche tanti sbieli robis. Sicuro. Saluta in modo originale Daria Miani. Mamma Daria, grazie veramente di cuore per aver risposto a tutte le mie domande e tanti buone la vita cattolica perché in curte vengono fuori le interviste che ti hai fatte. Grazie Erika, mamma! Lo sapevi che gli animali a sudin? Pes, anfibis e reti non sudin perché gli essenti animali a sang fred
la loro temperatura è cambia con l'ambiente di fur. Se anche alto freddo, avanti ombrene o tal soreli. Ma mi farse uccei, a san chialt, hanno altri meccanismi per regolare la temperatura del corpo. Qualchidun al sud, ma da rar il sudore alle agados tant che il dai oms, che il dai chiavai, che a sud in un gromp, alle blanc, che il dai ippopotams, ros, urcovente tant che protezione solare. I tians investit no sudin e per sbassare la temperatura a sfladin. In queste maniere a produsin vapore di lungo dal tratto respiratori e a disfredin il corpo. E gli elefanti a dispierdin il calore svintulant li sorelis. Mandia pomis duti dis all'el mut miur per sta ben, perché han dentro gli vitaminis, sostancis che ti fasin cresci biel e plen di energiis. Una roba che forse non tu sas, e che bisogna mangiare pomis di tutti gli sfatis e di tutti i colors, alle come zuia conto un puzzle. Dome mi tindoglie tutti tox, vale di tutti i colors, tu varas un biel quadri final, ben stai il miglior contributo possibile ai tuoi salute. Pensa ai sportivi, loro han consumi al manco il 100 porzioni in de, perché aiutano a essi prons e svels, e anche più i biei. Se tu domandi ai attori e ai piantansi il segreto dai loro voi lusins, dai loro biei chiavei e dal 9 panze, ti disaranno anche le parvie che ogni idea mangi in pomis e verduris. Allora, struccate a gulizion, miloccia a metà mattine, salate a gustà, macedonia mirinde e minestron a cene. Tetto giornate sono tante occasioni per un mangiare san e saurite. Occhio però, vi di mangiare pomis di stagione, perché sono più buinis e a fasi più ben. La natura è sace che fas, per esempio, naranze e mandarins danno tante vitamine C per l'inverno, quando un vin più bisogna, per scombattere il freddo. Così li sanguris a son sioris di aghe per aiutarnos dal chialt dall'estate. E poi ten a mens che mangiare armelins in inverno o i piroc vie pevierte aiuta a inquinare la tiare, perché che prodos arrivin di che altre bande dal pianeta, dove che lei stat quando cadino a lei un viar, e han di viaggiare miliardi di chilometri su un aeroplan. O ben, a son stati coltivati in seris ristialdadis che consumino un grom di energie. Mior spietali chiarieses che amadurin d'ogni di no, magari talord, de stagioni giuste. Disilo anche a mamma e papà. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, computer, ma si può esclamare anche ordenador. Par italiano, computer o PC. Par inglese, personal computer. Il Bausar al squenve buone memorie. All'udì che ti convendi sempre la verità. Non è sempre dit che tu ti visis, tutti gli sbausis che tu contis, dunque non tu fasis vie le figure a dilis. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuelis in lenghe furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. La fumate, une niule blanche di vapor, si cale plank dulintor, et apone prats, arbuie chiasai, si slarghieta trabosc e fossai. Ogni robe asma visintal vapor, si per la tramontana tor. Non ne va vedaiar l'autom, e rive leggere di un son. Es fa de la blanche fumate caiu e la lune lusin dal cielo lassù.
Vigli, sta c'è che mi è succeduto, vuoi? E gli è passata Erika Adami. Sì, proprio ti è, che gli è venuta a farmi una intervista. Pensa c'è combinazione. Anche io avrei sempre tan voluto conoscere e poter fare tanti domande. E è la responsabile del mio giornale preferito, al che c'è, burit fur dal giornale La Vita Cattolica. Sì, brav, proprio quello che printa il nostro gioco. Io ero tanto emozionata e si sono intervistati la una con l'altra e ho scoperto tanti sbieli robi, sedi dal giornale tal che c'è, sedi dal programma Mamma. Come ti saluti? O voglio fare di cena, figli? Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. I pregiudizi negativi nei confronti del bilinguismo sono, per esempio, che un bambino bilingue cresca confuso tra le due lingue, che non sappia parlare nessuna lingua correttamente. Un altro pregiudizio comune è che una seconda lingua comprometta il rendimento scolastico nella lingua di maggioranza, che è normalmente la lingua della scolarizzazione. E ci sono anche persone che credono che un bambino bilingue possa essere ritardato anche in altri ambiti di sviluppo cognitivo. Tutti questi sono ovviamente pregiudizi completamente sconfessati dalla ricerca. Ieri va della giornata, saremo un'ereditare, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasute, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto il mio